Allora, premesso che è necessario dare una corretta definizione di profugo per definire i soggetti che sono realmente e che come tali hanno diritto ad un trattamento previsto dalla legge, le persone che non rientrano in tale stato sono definiti clandestini, pertanto non possono usufruire di tali benefici. Si definisce profugo una persona costretta ad abbandonare la sua terra, il suo paese, la sua patria in seguito di eventi bellici, persecuzioni politiche o razziali oppure cataclismi come eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, eccetera, eccetera. Che nell'estate scorsa sono iniziati i primi trasferimenti sia dei profughi che dei clandestini del comune di Vittorio Veneto, che al 29 settembre il numero totale dei profughi dei clandestini giunto a Vittorio Veneto era pari a circa 227 unità, poi qualcuno mi corregga se sono errate, per un totale della provincia di Treviso stimato in 6,50 unità, pari quindi al 39% del totale, e che al 29 settembre erano alloggiati presso il CEIS di Belluni, via Mazzini 1 a Vittorio Veneto circa 84 tra profughi e clandestini, che c'erano inoltre 8 profughi e clandestini alloggiati presso le strutture della Caritas cittadina. Considerato che c'è una reale possibilità di arrivo di ulteriori 400 persone tra profughi e clandestini, che il Ministero della Difesa in concerto con il Ministero degli Interni ha individuato la caserma Gotti di Vittorio Veneto quale possibile centro di accoglienza per clandestini e profughi, caserma sita in un luogo non idoneo, che i clandestini e profughi non recano alcun beneficio in termini economici alla città di Vittorio Veneto, e considerando che Vittorio ha già dato in termini di solidarietà umana, che la nuova amministrazione sta puntando al rilancio turistico della città di Vittorio Veneto, che nel 2015 per Vittorio Veneto dovrebbe essere l'anno del rilancio turistico derivato dall'inizio delle celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale, che ci sono continue lamentele da parte dei cittadini che vedono giornalmente profughi e clandestini passeggiare in città senza alcuna meta e scopo preciso. Il danno economico turistico e di immagine che può derivare a Vittorio Veneto dal permanere in città di profughi e clandestini a causa di rischio di possibili disordini sociali. Il possibile deprezzamento degli immobili posso avere nella zona dove soggiornano i profughi e anche per tutta l'estensione del comune. È possibile per cari condizioni sociali e sanitarie di cui possono versare i profughi e clandestini, e che le conseguenze possibili sulla popolazione vittoriese in termini di costo sociale e rischio sanitario, che potrebbero conseguentemente anche responsabilità oggettive per i pianificatori ed esecutori di questi inopportuni soggiorni. Tutto ciò premesso, delibera di dare mandato alla Giunta e al Sindaco in particolare questa responsabilità della tutela della salute dei cittadini vittoriesi, di mettere in atto immediatamente tutte le misure necessarie che possano arrestare l'arrivo di profughi, flussi di profughi e clandestini sia in strutture pubbliche, private o militari all'interno della città, di incaricare il Sindaco a prendere il più presto contatto con la Prefettura di Treviso per informarsi della situazione attuale e per ostacolare ed opporsi con ogni forza all'invio a Vittorio Veneto di nuovi profughi e clandestini. Premesso che questa situazione è determinata dall'attuale governo, il quale con l'operazione Mare Nostrum va direttamente sulle coste della Libia a prelevare con la Marina Militare un numero elevatissimo di queste persone, che poi naturalmente le amministrazioni locali devono subire, perché alla fine poi arrivano nei comuni, al di là del colore politico, ma che creano dei disagi non ormai palesi. Noi vediamo nella nostra città cosa succede, e che quindi questa operazione va sicuramente, dal punto di vista politico noi la condanniamo, ma è noto e arcinoto, ma ritengo che continuare su questa linea, anche perché vorremmo capire questa operazione Mare Nostrum, dove l'Europa non dà assolutamente nessun supporto, diciamo, alla città di Vittorio Veneto, ma soprattutto non accolgono nessun clandestino e nessun profugo nelle nazioni, diciamo, in cui della nostra Europa. Vogliamo capire se
questo flusso di migranti che arrivano nel nostro territorio fino a quando lo Stato sarà disposto a pagare, diciamo, le strutture che lo ospitano. E se questo non avvenisse vorremmo capire che questi poi non rimangano poi a carico dei comuni i quali si sono fatti partecipi, diciamo, di questa operazione. Diciamo. Allora, queste sono le premesse che noi facciamo perché riteniamo questa situazione una situazione sicuramente di disagio, sicuramente di difficoltà e sicuramente vogliamo capire anche perché mi pare che all'interno della nostra comunità ci siano già tantissime altre forme di migranti. Vorremmo capire che prospettive di vita diamo a queste persone, vorremmo capire se queste persone hanno un lavoro, vorremmo capire se riusciremo poi a creare un futuro per loro, per fare, non so, le loro famiglie, o comunque sicuramente in questo momento sono soltanto degli ospiti che la nostra città continua così ad ospitare, ma di cui sicuramente non vediamo un futuro certamente garantito. Quindi, fatta questa premessa, penso che lei Sindaco, essendo il garante dell'ordine pubblico e sanitario della città di Vittorio Veneto, prenda atto che questa è una situazione sicuramente di criticità quantomeno, e quindi penso che questo nostro punto all'ordine del giorno, questa delibera, sia proprio per sensibilizzare, perché l'arrivo di un centinaio di persone permanenti nella nostra città non è poco su una città da 29.000 abitanti. L'operazione Mare Nostrum si è conclusa un mese fa. No, non è conclusa perché continuano ad arrivare. L'operazione Mare Nostrum si è conclusa il 31 è ottobre. conclusa dal punto di vista formale, ma non è conclusa dal punto di vista effettivo, perché continuano ad arrivare le persone. Allora, vogliamo capire fino a quando dobbiamo essere così tolleranti o comunque a disposizione, perché sappiamo benissimo che la Germania li respinge, sappiamo benissimo che l'Austria li respinge, sappiamo benissimo che la Francia li respinge, e quindi noi ci troviamo in una situazione che, perché appunto abbiamo le nostre navi che le vanno ad accogliere, mi pare che Malta non accolga nessuno. Allora dobbiamo capire se dobbiamo supportare tutte le scelte politiche e, permettetemi, scellerate. Ma vede, anch'io ho avuto il padre immigrante ed è andato a lavorare nelle miniere del Belgio e, come tanti emigranti del Belgio, è morto di silicosi. Allora vede, non è che non ci sia la sensibilità c'è, ma per chi veramente ha voglia di cambiare vita, ha voglia di lavorare, ma se non c'è il lavoro non possiamo dare le opportunità per creare a questi un futuro. Non dobbiamo essere la fabbrica delle illusioni, non possiamo essere la fabbrica delle illusioni, dobbiamo essere chiari, ne possiamo ospitare quanti? 100, 200, 500, ma dobbiamo dare a questi un futuro, un'opportunità, un domani, perché venire qua e fare i radical chic è semplice, troppo facile, perché poi vanno tutti a carico dei contribuenti vittoriesi, italiani o quant'altro, e per quanto, se non riusciamo a dare a loro l'opportunità di poter lavorare e quindi di inserirsi nel tessuto sociale. Quando io ho parlato della Costa d'Avorio ho parlato non a caso. Io ho un dipendente che lavora da me da 10 anni, e se lui lavora da me da 10 anni vuol dire che lui si è trovato bene con me e io mi sono trovato bene con lui. Allora l'opportunità le abbiamo, ma se non abbiamo le opportunità neanche per i nostri, quante persone rimangono a casa? Quante persone vengono a trovarla nel suo ufficio, signor Sindaco, di 50 anni, troppo vecchi per andare in pensione, troppo giovani per andare in pensione, troppo vecchi per andare al lavoro? Allora, se non ci sono queste opportunità non possiamo creare illusioni,
Non possiamo prendere le navi e andarli a prendere e portarli qua per poi farli girovagare per l'Italia. È su questo principio che io mi batto e mi fondo, non è perché c'è il razzismo, è troppo facile dire si è razzisti. O siamo in grado di dare un futuro, altrimenti dobbiamo essere chiari e dire non c'è posto.